Il buio accoglie i visitatori avvolgendoli e il bianco rincorre il suo inafferrabile fantasma. Benvenuti a Casa Giorgione, uno spazio intimo, carico di suggestioni regalate da un secolo di storia e da un allestimento di nuova concezione costruito attorno alle due opere del maestro conservate in città, la Pala di Castelfranco nel Duomo cittadino e il Fregio delle Arti Liberali e Meccaniche all'interno di Casa Giorgione. La nuova sede museale dedicata a Zorzi da Castelfranco è il primo passo delle celebrazioni per il quinto centenario della morte dell'artista, un anno di eventi che si concluderà con un'eccezionale mostra tra dicembre 2009 e aprile 2010. È appunto un primo passo, ma un passo importante, perché la città ha voluto davvero dedicare al suo massimo artista, alle due opere presenti in città, un luogo che rimanga per sempre a testimoniare la sua arte, la sua cultura. Casa Marta Pellizzari, detta di Giorgione, oltre ad essere luogo inimitabile in cui rivivere l'epoca dell'artista, è anche fonte di turismo culturale indispensabile in questo momento di crisi. La valorizzazione del patrimonio civico legato al pittore e alla marca trevigiana dà infatti una nuova spinta al settore turistico. Mettiamo sotto i riflettori artisti straordinari, conosciuti in tutto il mondo, e fare rete, fare sistema, fare in qualche modo squadra può essere davvero la strada giusta per valorizzare un patrimonio e per averne anche delle ricadute poi dal punto di vista economico interessanti, significative.